Sapevo che un giorno saresti tornato per il vecchio Gotetsu. Ho aspettato a lungo questo momento e finalmente è arrivato. Sono venuto qui per il maestro, non certo per te. Il suo tempo è giunto al termine. Il giorno in cui l'ho spedito all'inferno. Non puoi che accettare il tuo destino adesso. L'ho già fatto tanto tempo fa. Allora, alzati e affrontami. Il mio cammino è diverso da tuo. Non voglio combattere contro di te. Io continuo per la mia strada. Ci può essere soltanto un maestro della Sasuken. Un tempo credevo che ucciderti mi avrebbe aiutato a trovare la pace dal tormento che hai portato in questa casa. Ma diversi anni fa ho capito che il cammino che segui tu, la via dell'omicidio, non potrà mai portare alla pace e all'illuminazione. Non si può scegliere il proprio destino. Ti sbagli, Goki. Abbiamo sempre una scelta. Ho giurato che non avrei mai più praticato il Satsui no Ado. Se vuoi il titolo di maestro della Sasuken, allora prenditelo. Ma non combatterò contro di te. Sei così triste e patetico. Inginocchiati davanti a me e giurami sottomissione. Allora ti risparmierò. Altrimenti, preparati a raggiungere il vecchio Gotetsu all'inferno. Sensei Goken! Sensei! Non fermi! Restate dove siete! Sensei. Fermati! Hai osato ingannarmi. Prima sistemerò i tuoi due allievi. Loro non c'entrano niente con te. D'accordo. Allora combatteremo. Ma oggi non è ancora quel giorno. Adesso vattene da questo posto. Quando arriverà il momento lo saprai. E va bene. Allora aspetterò che arrivi quel momento. Goken, il giorno in cui ci rivedremo sarà l'ultimo per uno dei due. Puoi starne certo. Sembra un demone. Sensei, chi è quello? Quello è l'uomo che ha ucciso il mio maestro.